Bene, eccoci qua, tornati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match, Ermanno, che è divisa un po' tra storia e fede. Siamo alla vigilia delle festività natalizie, della celebrazione del Natale, ma siamo anche alla vigilia dell'apertura dell'anno santo, del Giubileo, che si aprirà la notte di Natale, il 24. E allora in questo spazio forse è il caso un po' di riepilogare da dove arriva il Giubileo e che cosa andremo a celebrare in questi giorni Beh, il Giubileo è un'antica tradizione che risale al 1300. Ce lo racconta Dante Alighieri, ma ce lo racconta anche Bonifacio VIII, che era Benedetto Caetani, i quali naturalmente siamo alla fine delle crociate. Cioè le crociate ormai sono state sconfitte. Le crociate sono state fatte per liberare la via per andare al Santo Sepolcro, e al Santo Sepolcro si poteva ottenere la indulgenza plenaria, cioè l'indulgenza di tutti i peccati. A me hanno raccontato, io ero molto appassionato di teologia, a me il mio maestro mi ha raccontato che il peccato, quando ci si va a confessare, scusate, lascia una traccia comunque, e questa traccia ce la andiamo a, diciamo, pulire in purgatorio, poi passeremo in paradiso belli puliti e siamo a posto. Invece, andando a fare appunto il viaggio a vedere il Santo Sepolcro, anche questa traccia del peccato scompare, quindi si fa direttamente in paradiso. E questa era una delle motivazioni. Ma Bonifacio VIII si trova di fronte a una situazione drammatica. Ormai le crociate e i crociati sono stati totalmente sconfitti e cacciati dal Medio Oriente. Di conseguenza la gente non può più andare a visitare il Santo Sepolcro ed avere l'indulgenza plenaria. E allora, assieme ai francescani che lo aiutano, sarà lui che dice: riprendiamo dalla Bibbia una vecchia tradizione, perché il Giubileo nasce dal termine Giobel, se non so se lo pronuncio esattamente, cioè la tromba fatta con le corna di un ariete. A quell'epoca ogni 50 anni si suonava la tromba e venivano azzerati tutti i debiti, non solo morali, ma anche materiali. E in questo senso nasce la richiesta del perdono, che ogni 50 anni, diciamo, suona una tromba metaforica, si ricorda questo perdono che le persone possono ottenere e poi naturalmente questo viene rivolto a tutti i fedeli che invece di andare nella Palestina, nel Santo Sepolcro, passano attraverso le 4 basiliche romane e da lì ottengono lo stesso risultato. E qui nasce nel 1300, e ce lo racconta Dante Alighieri, ma poi ce lo racconta anche la storia, nasce il Giubileo e quindi l'anno del perdono. In questo senso abbiamo due ospiti che sono molto importanti, che ci aiuteranno a capire meglio e soprattutto approfondire questa ricorrenza, che è una ricorrenza estremamente importante, perché pacifica l'uomo, sia con se stesso che anche con gli altri. Prego. Certo, allora abbiamo con noi, ringrazio per essere qua in studio, Monsignor Giovanni Brusegana. Buonasera, Monsignor Brusegana. Salve. Grazie per essere qui con noi, cappellano di Sua Santità, se non vado errato, ed è stato direttore dell'ufficio per l'ecumenismo qui alla Diocesi di Padova. Saluto e ringrazio anche per essere tornato qua nei nostri studi Padre Gaetano Montresor. Buonasera. Grazie a voi. Grazie a lei di essere qua, che è il padre superiore della comunità dei Convogliani qui a Padova. Ecco, insieme a voi cercheremo un pochino di ripercorrere, diciamo, un po' la storia, ma anche poi l'attuale
normalità, e dopo vedremo appunto, Ermanno, quali sono anche le cose, i collegamenti che ci sono, ma appunto un avvenimento importante che diciamo tra virgolette è stato ripreso dalla cristianità, diciamo, e quindi da Bonifacio VIII nel 1300, ma che però era una tradizione già consolidata anche in precedenza. Ma diciamo che era consolidata nei tempi antichi, all'epoca della Bibbia, poi è scomparsa. Bonifacio VIII prende spunto da quello, cioè il concetto del perdono, e il concetto del perdono sarà proprio questo: venite, passate le 4 porte delle 4 basiliche di Roma e sarete assolti da ogni peccato, ma anche alla traccia di quel peccato che dicevo prima. Allora io adesso partirei col contributo che ha fatto Tullio e poi naturalmente approfondiamo assieme. Il Giubileo, uno degli eventi più significativi della tradizione cristiana, ha una storia che affonda le radici nella Bibbia. Il termine deriva dall'ebraico Jobel, che significa corno d'ariete, quel corno che veniva suonato per annunciare l'inizio dell'anno del Giubileo, descritto nel Levitico, il terzo libro di Mosè, terzo libro della Torah ebraica e della Bibbia cristiana, composto da 27 capitoli scritti in ebraico, contenenti quasi esclusivamente leggi religiosi e sociali che Mosè diede agli ebrei durante il periodo nel deserto del Sinai. Per gli antichi israeliti il Giubileo era un rito celebrato ogni 50 anni, un momento di liberazione e di rinnovamento sociale. Gli schiavi venivano liberati, le terre restituite ai legittimi proprietari, la terra stessa era lasciata a riposo. Un evento che stava a sottolineare la giustizia e l'uguaglianza, ricordando che tutto appartiene a Dio. Nel cristianesimo il Giubileo fu poi reinterpretato in chiave spirituale. La tradizione cattolica iniziò con Papa Bonifacio VIII, che nel 1300 istituì il primo anno santo. Bonifacio promise l'indulgenza plenaria, cioè il perdono di tutti i peccati, a coloro che avrebbero visitato le basiliche di San Pietro e San Paolo a Roma, confessando i propri peccati e compiendo opere di penitenza. Fu un successo straordinario che attirò pellegrini da tutta Europa e consacrò Roma come cuore spirituale della cristianità. Un afflusso di fedeli che portò anche un significativo incremento delle offerte e dei tributi alla Chiesa, stimolando al contempo anche l'economia locale di Roma. Bonifacio VIII doveva infatti risollevare l'economia del papato, che era stata compromessa dalla politica del suo predecessore Celestino V, che aveva distribuito denaro e risorse ecclesiastiche in modo liberale anche per supportare monasteri e ordini religiosi, indebolendo però così le finanze papali, e la sua amministrazione aveva lasciato la Chiesa in una situazione di difficoltà economica. Originariamente il Giubileo era previsto ogni 100 anni, venne successivamente celebrato ogni 50, poi ogni 33 anni in riferimento alla vita terrena di Cristo e infine fissato ogni 25 anni nel 1475 per permettere a ogni generazione di parteciparvi. Accanto a questi, i papi hanno istituito giubilei straordinari in occasioni particolari, come quello della Misericordia, voluto da Papa Francesco nel 2015. Oggi il Giubileo non è solo un evento religioso, ma anche culturale e sociale, un momento che richiama milioni di persone da tutto il mondo, unite dalla ricerca di perdono, speranza e fede. Nel 2025 il prossimo Giubileo ordinario, che si inaugurerà il prossimo 25 dicembre, offrirà ancora una volta ai fedeli l'occasione di vivere questo straordinario momento di grazia e di riconciliazione. Giovanni Brusegan vuole interpretare anche lei questo inizio di questa tradizione che è diventata estremamente importante e accentratrice appunto dell'attenzione del perdono. Il perdono è la cosa fondamentale della Chiesa cattolica. Prego. In realtà il Giubileo trova la sua radice nel Levitico e parte dalla concezione del sabato, 7 giorni, e ogni 7 volte, 7 per 7 è 49, l'anno successivo avrebbe dovuto essere così grande da vivere quello che si è detto.
se non che per la verità nei libri delle comunità ebraiche, della vita dei nostri fratelli maggiori ebrei, non risulta che ci siano state concretizzazioni dei giubilei. Quindi risulta che il giubileo è scritto nella Bibbia, è una bella utopia, diciamo. Mai attuato. Che non risulta concretamente attuato. Qual era però l'intento? E questo mi piace molto, perché riflette proprio la sensibilità ebraica, ma nello stesso tempo anche suggerisce a noi uomini di tutti i tempi in che senso dobbiamo guardare la vita. Perché è riconciliazione con lo spazio, cioè ridare meglio, non seminare, lasciare che la terra restasse ferma. Quindi proviamo a pensare anche nell'oggi, riconciliazione nello spazio vuol dire tutto il problema ambientale. Se noi avessimo un anno in cui veramente quelli che sono i grandi convegni fossero attuati rispetto alla problematica ambientale, quindi il rapporto con lo spazio. Ma quello che l'ebraismo sottolinea di più è il rapporto col tempo. Cioè, noi non siamo padroni del tempo, neanche dello spazio, ma il tempo è ancora più problematico, per cui è rendersi conto che il tempo ti sfugge, che il tempo è nelle mani dell'Eterno. E allora questo giubileo è fare pace col tempo. La tempistica oggi come è vissuta? Credo che sia uno dei problemi, l'accelerazione che è avvenuta, che deglutisce persone, fatiche, eccetera. Quindi credo che questi due aspetti. Il terzo è quello, la riconciliazione tra persone. Quindi bisognerebbe fare sul serio la pace. Allora noi capiamo che nel mondo oggi c'è una realtà, il Papa a suo tempo ha parlato di guerra mondiale a pezzi, no? E oggi non possiamo che condividere. Cioè, prendersi sul serio questa ONU, questi capi di Stato e dire ma dove andiamo? Che senso ha la storia umana? La pace ha il primato nella progettazione. Ecco, io credo che il Giubileo abbia una grande attualità con questo rifluire in problematiche contemporanee. In più ci sta dentro il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio dovrebbe servire a recuperare il senso dell'itineranza, cioè l'uomo è un nomade, l'uomo è un precario, l'uomo non è un padrone. Quindi se uno vivesse la vita col senso di una sedentarietà possessiva, con la privatizzazione di accumulo, di sfruttamento, si trova sconfitto. Allora queste esperienze fatte per il popolo di Israele, per noi oggi, dovrebbero servire non a foraggiare di santini o di soldi la Basilica Romana, la città di Roma, eccetera. È ovvio che può essere, ma a fare questa riscoperta che la mia vita è un passaggio, è un cammino, è un lasciare da e andare verso, è un fidarsi dell'oltre. Quindi il Giubileo, secondo me, nella mens del Papa, è quello, lui ha dato il titolo alla bolla di indizione, sulla speranza, proprio perché l'uomo di oggi è disperato, cioè non lascia adito alla speranza. Allora ecco che il Papa offre il Giubileo non in chiave consumistica o in chiave urbana civile, però il problema grosso è possibile per la Chiesa oggi liberarsi di questo connubio tra sacro e profano? Certamente.
Il Giubileo, questo momento magico dove si chiede il perdono e viene concesso il perdono e si può ricominciare da capo, non dimenticando il passato, ma prendendo spunto dall'esperienza del passato per andare verso il futuro. Prego. Allora, credo che il Giubileo sia una delle iniziative pratiche e che sono proprie di una religione. Diciamo che la religione è l'organizzazione dei credenti che hanno una fede, quindi c'è fede e poi una religione che la rende concreta con dei riti, con delle celebrazioni. Tra le tante celebrazioni di cui il Levitico parla c'è anche quella del Giubileo, che ha dei criteri ben precisi, quindi la legge indica una strada e poi non c'è nessuno che è capace di metterla in pratica. L'unico che ha messo in pratica la legge è stato Gesù Cristo. Per cui c'è un cammino, quindi non per niente è un pellegrinaggio, che sia a Gerusalemme, che sia a Roma. Vedremo poi come le altre modalità nuove, che non occorre andare a Roma per fare il Giubileo. L'importante è che ci sia un camminare, un muoversi, quindi il titolo Pellegrini per quello del prossimo Giubileo ci sta tutto. Quindi è una proposta, diciamo, religiosa che ha trovato varie modalità nei secoli. Evidentemente quando c'è un'iniziativa c'è anche uno scopo da raggiungere. E non so se la riforma protestante sia nata dopo un Giubileo o per causa di un Giubileo, quindi le indulgenze. C'è la grande indulgenza del Giubileo, ma poi ci sono le altre piccole indulgenze di sempre, no? Sì. Ecco, questo però c'è alla base una concezione del religioso sul quale non penso che il Signore Gesù sia molto d'accordo, che è quello di dire ti pago la mia salvezza. E questa non può essere pagata. Quindi fare fermarsi vuol dire è Dio che mi fa vivere. Non sono i miei campi, li restituisco, non sono i miei schiavi, li libero. È Dio che mi fa vivere, quindi il primato di Dio. Ora, che l'uomo sia capace di riconoscere il primato di Dio, credo che sia abbastanza difficile, abbastanza complicato, e ripeto, ci è riuscito solo Gesù, con tanto Spirito Santo che ha voluto dare anche a noi. Per cui quel cammino non può essere fatto secondo dalle strategie, è fatto da un cuore nuovo. E qui allora arriviamo al cuore di quella che è la fede. Per un Giubileo occorre fede. E ci si prova. Come la domenica è una organizzazione della religione per stare con Dio e stare con la comunità. E quindi il Giubileo è fatto, poi le vedremo anche per categorie, no? Perché nella fede non c'è niente che è personale. Una fede che è solo personale praticamente non c'è, ti porta automaticamente alla comunità. Dio è Trinità. Ecco, quindi sono tutti questi elementi che si vorrebbero risvegliare, riproporre anche attraverso il Giubileo, come una delle organizzazioni, diciamo, delle strategie, se vogliamo, di una religione per poter vivere la fede sempre meglio, sempre più in pienezza. E la accogliamo così com'è, sperando che poi questo Giubileo si inserisca veramente in tutte le altre iniziative che una religione prende in mano, quella cattolica in questo modo, quella cristiana con altre confessioni in altro modo, la religione di altri popoli con altre modalità. Però ecco, quello del cammino, di muoversi, di spostarsi, di avere il momento di grazia, c'erano tutte le religioni, la nostra è organizzata così, la cogliamo. Non so se poi quello di Israele sia cessato quello di fare ogni 100 anni o ogni 50 anni. Poi noi siamo passati a considerare quello cristiano e l'abbiamo ripreso appunto nel 300 e adesso va avanti con queste modalità che abbiamo detto, dove entra molto anche l'economia, quindi... Sì. Però ecco, una modalità per approfondire e vivere meglio la nostra fede. Sì, certamente. Prego. È una sfida, dovrebbe essere una sfida, perché il mondo è cambiato. Cioè dal 1300
quando il papato era un potere, quando c'erano delle forme di primato della Chiesa, di prestigio, no? Ad adesso, quando cioè siamo in un mondo plurale, no? Planetario, in un mondo di religioni varie, ma soprattutto in cui la religione pagana, consumista, soggettivista, narcisista ha il prevalere. Credo che queste accelerazioni del Papa all'interno del tuo discorso, se mi permetti, siano molto interessanti, però siano sempre all'interno di un atto d'amore che rischia anche molto. Il fraintendimento, la riduzione ai lavori del PNR, la riduzione a religione civile, il dire siamo contenti di essere in tanti, non siamo morti, mentre il cristianesimo, il cattolicesimo ha fatto una evoluzione dentro a questo contesto, diciamo così, sociale del mondo, che è molto seria, perché il discorso sul perdono, che resta validissimo, no? C'è un grande autore che dice si perdona l'imperdonabile, no? E allora questo è impossibile da parte nostra, ma solo da Dio. Però questo, cioè, ci porta avanti una sfida per quest'uomo di oggi che vive abbastanza zombie. Guardando la finestra, vedo i giovani che accelerano il passo, i signori che corrono, la vita, e dico, dove vanno? Perché si danno tanto da fare? Come andiamo a finire? Cioè, io credo che il giubileo, come rischio religioso, però quando tu dici quelle robe, no? Tu affermi già una impostazione dichiaratamente cristiana, però diciamo allora che il giubileo è per i cristiani cattolici. Ovviamente questa affermazione esclude gli altri o come può includerli? In che senso può essere aperta, tu che sei missionario, aperta al mondo laico, al mondo civile? Ha qualcosa da dire veramente oppure è una crociata di mantenimento delle posizioni? La Chiesa in più si è evoluta sul discorso inferno, paradiso, purgatorio, su cui era impiantato il discorso delle indulgenze, e questo fa problema. Baltasar diceva si scrive fuori il lavoro in corso, no? Per cui a noi uomini di, io non lo sono, ma gli uomini di scienza eccetera, fa tenerezza un cattolicesimo che avesse le stesse coordinate di un tempo, e la Chiesa fa questa fatica, e credo che il Papa, stimolandoci al giubileo in termini contemporanei, ci spinga a una reinvenzione che recupera quello che ho detto all'inizio, quindi la relazione con la terra, la relazione col tempo, la relazione con le persone, la relazione con me stesso, la relazione col senso della vita. Io sono contento che ci sia il giubileo, però mi dà impressione che tuttora a Roma più che il giubileo vivano i lavori per il giubileo. Sì, e naturalmente ogni epoca ha il suo giubileo e quindi c'è una trasformazione, però io vado a memoria, ricordo quello del 1950 indetto da Pio XII. Pio XII. Che fu il primo ad accorciare, ritengo, i tempi, cioè successivamente disse bisogna portarlo a 25 anni e non più a 50, ma fece anche un altro giubileo che spesso non si ricorda, allungò di un anno il tempo del giubileo del 1950, il 1951 alla fine chiuse il giubileo del 1950, ma fu quello che portò la gente all'interno delle basiliche di ciascuna città
cioè non bisognava più andare a Roma, ed eravamo alla fine della seconda guerra mondiale, quindi la gente non aveva grandi capacità di movimento perché era povera, poteva andare nella propria basilica della propria città e avere lo stesso il perdono che nel 1950, cioè l'anno prima, bisogna andare a Roma. Poi hanno, come si può dire, abbassato il livello di viaggio, si hanno accorciato il viaggio e ciascuno poteva avere il perdono a casa propria. E questo credo che sia stata l'evoluzione del Giubileo, molto importante, perché da allora poi i Giubilei sono stati interpretati, come avete detto voi prima, anche in tempi non a scadenza dei 50 o 25 anni, ma anche a scadenza intermedia, tipo quello appunto di Francesco. Prego, Montresor. Sì, quando io dico che il Giubileo è di difficile messa in pratica, perché si tratta di portare la persona alla sua identità e con la sua identità poi può entrare in dialogo con le altre religioni, con gli altri popoli, per cui il Giubileo ti dice, ecco, tu devi capire chi sei tu in relazione a Dio. E lo fai camminando, da qui tutti anche i vari cammini verso Roma, quindi i Romei, no, che vanno, e quindi perché tu quando sei solo mediti, hai il tempo, non sei disturbato da altre cose e prendi coscienza di chi sei, delle tue forze, delle tue fatiche, e poi arrivi là dove trovi altri pellegrini che sono arrivati, qua hanno preso anche loro coscienza di quello che sono, e quindi un Giubileo dovrebbe portare una comunità cristiana rinnovata, capace quindi di essere in relazione con gli altri, nel rispetto delle religioni, delle culture, nel rispetto della vita, della storia. Ecco, quindi tu che hai preso coscienza di te, di quello che tu sei in rapporto a Dio, in rapporto agli altri, adesso in questo modo hai quei luoghi di collaborazione che stiamo vivendo. Il primo fra tutti è la pace, secondo è l'ambiente e la fraternità. Stanno diventando quei luoghi dove non c'è più nessuna separazione di religione, di culture o di razze, quando si vuole veramente raggiungere quello scopo. Se invece giochiamo alla pace, giochiamo all'ambiente, giochiamo alle relazioni perché abbiamo altri interessi, allora chiaramente no. Questo è esattamente il contrario di quello che, perché vuol dire che la tua consistenza, la tua identità è malata, perché ti impedisce di avere relazioni con gli altri, sei incapace di relazioni con gli altri se non quello della violenza. Abbiamo detto varie volte anche qui, siamo in un'epoca in cui il conflitto si risolve solo eliminando l'altro, pensando che questa sia la soluzione. Questo è stato il grande discorso del Papa in Arena, a Verona quest'anno, no? In maggio, quando dice appunto nel conflitto nessuno vince se uno è distrutto, vincono tutti e due se fanno un salto di qualità e crescono tutti e due. Ecco, per me il Giubileo è quel momento in cui bisogna crescere insieme, e quindi vedremo proprio anche il tema di quest'anno, se poi arriviamo un po' al Giubileo che si aprirà la notte di Natale, no? Vedere un po' quali sono i contenuti che si vogliono realizzare attraverso questo Giubileo. Vedremo che saranno proprio di consistenza delle persone, perché il cristiano oggi, qual è la sua identità? Forse la sta cercando. E la sta cercando camminando. Il Giubileo diventa un essere pellegrino, quindi che sta cercando, perché là dov'è non gli va di essere quello che lui è. Ecco, io interpreto un po' il Giubileo in questo senso, dico che è una di quelle possibilità grandi che la Chiesa si dà. Quindi il Papa ha semplicemente obbedito a una tradizione che è quella di usare il Giubileo come, non dico una strategia, diciamo, ma così, un modo di vivere il nostro essere religiosi. Chiaramente io mi auguro che ci siano dei momenti in cui alcuni passi di pellegrinaggio siano fatti insieme con altre chiese, con altre culture. Insomma, che sia i famosi incontri di Assisi, ecco, che possono ripetersi anche in quest'anno di Giubileo. Ecco.
Certo. Questo è uno dei problemi. Prego. E cioè, noi sappiamo che Lutero è fuoriuscito dall'esperienza cattolica proprio perché la Chiesa cattolica aveva espresso delle modalità secondo cui si affermava in una forma non chiara che erano le opere che salvavano rispetto alla grazia di Dio. Quindi i meriti accumulati, le preghiere, erano come dire dei ticket che costringevano, ricattavano, meritavano, non so che parola usare, la vita eterna, il perdono, e si è arrivati a forme estreme in questa concezione, per cui uno comprava l'indulgenza che poi applicava un altro. Quindi era la banalizzazione dell'esperienza di fede. Nei 4 secoli successivi adesso c'è stato un lungo dibattito tra cattolici e protestanti, per cui su questi ambiti abbiamo avuto dei grandi superamenti. Resta però la domanda ai miei fratelli protestanti di dire: ma voi non è che diate un eccesso di valore al potere della Chiesa rispetto a Dio, rispetto alla persona che in coscienza si pone con Dio in una relazione autentica? Qui è in ballo un discorso molto grosso e so che non è televisivo, ma il problema grosso è: qual è la mediazione della Chiesa? Cioè, ha ancora senso parlare di mediazione della Chiesa, per cui uno, per essere del tutto fautore del perdono, deve mettersi in questo? Oppure, come diceva padre Gaetano prima, e mi è piaciuto molto, c'è una Chiesa che diventa il luogo della custodia del perdono, il luogo della garanzia che Dio è amore, il luogo che ti fornisce speranza, ma non che si sostituisce alla tua coscienza e al tuo impegno. Non deleghi tu alla Chiesa o al Giubileo, no, in un automatismo perbenista, quello che invece tu devi vivere, perché devi tu salvare la tua vita vivendo quello che stai dicendo. Il Signore ti rinnova la sua amicizia. Ecco, per me il tema problematico dei protestanti, al di là di scontro oppure di superamento, è un tema che deve anche per la Chiesa di oggi domandarci: ma noi facciamo sì che grazie anche al Giubileo o altre forme, processioni, la gente incontri il Signore, o creiamo luoghi di dipendenza o di modalità che non autenticano la scelta di fede? Perché siamo precipitati negli ultimi tempi in un recupero della fede come religione civile, rosari, eccetera, eccetera. Mentre bisogna mettere al primo posto l'esperienza di Dio, la fede. Tu devi sentirti perdonato dentro, devi cambiare vita tu, sei perdonato se tu vivi questa dimensione. Non si delega a un viaggio quello che devi fare dentro di te. Mi fermo qua. Prego, non Tresor. Allora, il tema del Giubileo che si apre sarà Pellegrini, Pellegrinantes in Spem Pellegrinantes. È tradotto di solito Pellegrini di speranza, io preferisco tradurlo Pellegrini nella speranza, per questo anche il titolo della nostra messa di Natale nella stazione di Padova è Pellegrini nella speranza. Abbiamo la locandina. Perché appunto tu, guarda che bella. Tu cammini e avremo l'esperienza di ragazzi minori che hanno attraversato il deserto e hanno attraversato il mare per arrivare fino a Padova. Saranno loro che faranno l'omelia quella notte in stazione, con una famiglia ivoariana, con un bebè di 4 mesi. Ecco. Quindi c'è un cammino, il pellegrino con fatica va avanti
ma spera. Quindi io devo arrivare da qualche parte. Allora noi diciamo la tua speranza è Cristo, è la mia speranza, perché dopo chiaramente abbiamo già dei contenuti che abbiamo vissuto nella storia e che ci tramandiamo, quindi sono veramente testimoni anche di speranza. Però questi noi stiamo camminando nella speranza ed è questa che ci dà la forza. Infatti il titolo di quella bolla di indizione del Giubileo è La speranza non delude. Cioè tu arrivi, la speranza non delude, la speranza è l'ultima a morire, insomma tutte queste espressioni che poi abbiamo, e per me quindi vuol dire riprovare ancora. Il Giubileo vuol dire riprova, rimettiamo tutto a zero e ripartiamo. Ecco, per questo penso quindi che sia quella che aver detto che ogni generazione ha diritto di ripartire, e qualche volta occorre ripartire straordinariamente, quindi da qui per esempio quello della misericordia è stata una cosa fondamentale. C'è di un Dio che ci fa paura, di un Dio che ci minaccia, di Dio che ci aspetta solo per castigarci, e dire no, il Dio è ricco in misericordia e Gesù è il volto della misericordia del Padre. Bravo. Ecco, quindi il Giubileo viene quando abbiamo bisogno di ripartire. Tutta l'umanità ha bisogno di ripartire. Ecco, noi facciamo questa proposta. Quando dico noi penso perché il Papa l'ha indetto, ma è perché è una cosa che ci appartiene a tutti, ed è bello vedere l'organizzazione che si stanno facendo, anche perché tutto è già molto organizzato, e trovare un posto a Roma di questi tempi diventa anche abbastanza difficile. Noi stiamo organizzando anche il pellegrinaggio dei giovani, collegato con quello poi che sarà in agosto, quindi dopo noi prima faremo un piccolo pellegrinaggio di giovani comboniani che poi si inseriscono anche in questo a livello europeo, e quindi proprio per dire ripartiamo, e credo che la nostra società oggi abbia bisogno veramente di ripartire, quindi mettersi in strada. Dove si va? La speranza ci conduce. Abramo, sperando contro ogni speranza, è partito, no? Ecco, quindi questo per me è il senso, e penso che sia molto attuale. Credo che la spiritualità stia aumentando nella nostra società in un modo impressionante, anche se non ci accorgiamo, ma insomma, il grano di frumento, quando noi lo mettiamo a giugno, ma ha incominciato prima a camminare, a vivere. Per un periodo non l'abbiamo neanche visto, quando diciamo anche nella politica, non li abbiamo visti arrivare. Credo che anche la bellezza di una società nuova non la vediamo arrivare, ma sta preparandosi, è in gestione, insomma il bambino non lo vedi fino a quando non è nato, però è vivo, c'è. Ecco, quindi per me questo il Giubileo è ripartire, e questo che vogliamo, è per quello poi che saranno tutte le varie categorie che arriveranno a Roma, quelli che vanno a Roma, e sono attesi milioni di persone, ma poi nelle diverse comunità diocesane c'è tutta un'organizzazione per ripartire secondo ho nominato quello dei giovani, in ottobre avremo quello dei missionari, ma ci sono tutte le varie categorie di persone che hanno il loro momento di provare a ripartire. Certamente. È interessante perché questo è il documento, la bolla di indizione. Sì. E riguardo a quello che diceva lui, mi trovi veramente, mi commuovi, è interessante perché il Papa dopo segnala i luoghi o le persone dove si può situare e operare la speranza. Quando dice per esempio i detenuti, e dice privi di libertà, sperimentano ogni giorno il vuoto affettivo, le restrizioni imposte e non pochi casi di mancanza di rispetto. Propongo ai governi che si assumano iniziative che restituiscano speranza. Se poi andiamo avanti, parla dei poveri, poi avanti parla dei migranti, poi avanti parla dei giovani. Mi pare molto, come dire, un giubileo in cui questo Papa non si ferma a mezz'aria in una dimensione sacrale, per cui quello che ho detto prima delle problematiche di grazia, di questo, sono autentiche, continuano anche oggi, ma non è più in quel senso lì. Lui vorrebbe dire uomini di tutto il mondo, cristiani di tutte le chiese, cattolici che pensate di essere tali. È ora di focalizzarci, nutrendo di speranza, un mondo che sta morendo
di fame e di speranza. Ed è molto bello, a cominciare da gesti concreti. Per esempio dice sui poveri, ma quanti soldi spendiamo sulle armi? Non sarebbe ora di fare i conti con un'economia più intelligente e più adeguata, ripensando in modo diverso? Certo. Lui diceva giustamente prima, mi pare, chiedo scusa, diceva giustamente riguardo, noi pensiamo che un conflitto si risolva con un altro conflitto, non pensiamo mai a un'autentica pace. E questo è il giubileo, avere delle categorie di pensiero che sono realistiche, ma che sono in una lunghezza d'onda di amore, di pace, di gioia di vivere. Se tutto il mondo danzasse, no? Ma cosa viviamo? Perché la gente non ha il diritto di divertirsi, di essere felice? Questo è il cristianesimo vero. Certamente, ma direi che è un suggerimento, è una sorta di comparazione. Così come Dio ti perdona, tu hai il dovere di perdonare gli altri. Certamente. E allora, giustamente, come dicevi tu poco fa, se i soldi che hanno speso per fare la guerra in Ucraina l'avessero data ai cittadini ucraini, poveretti sarebbero tutti ricchi e non scappati via per mezzo mondo. Di conseguenza, cui prodest, diceva sempre il vecchio, diciamo, Cicerone, a chi giova la guerra? A pochi, sulla schiena di tanti, e il perdono è la cosa fondamentale, perché credo che la religione stia proprio in piedi perché abbia un valore assoluto, è quello di perdonare, porgere anche l'altra guancia, anche se hai ragione, porgi l'altra guancia, perché comunque un conflitto è sempre peggiore di qualsiasi cosa. Prego, lei. No, ma ero su questa lunghezza d'onda qui. Dobbiamo fare sul serio, vero padre Gaetano? I missionari in questo senso sono più esplicitamente credibili, perché la loro vita in Africa, in altri paesi del mondo, è sempre stata giocata sul concreto, sul servizio. Ah, sì, sicuramente, ma anche sull'informazione. Penso che ormai uno dei doveri nostri, nostra messia, è quella dell'informazione. Cosa ne sapete oggi voi del Mozambico? Allora, l'altro giorno l'uragano, le isole di Mayotte. Sì, ma vicino c'è anche il Mozambico? Finalmente ieri sera, sì, anche Capo del Brado è stato toccato. Invece prima era solo le Mayotte. Mayotte, Francia, no? Questa è l'informazione. Però questo uragano in che momento trova questo paese? Quando le ultime elezioni hanno portato violenze che non finiscono più. Potremmo fare tra l'altro una trasmissione anche su... Visto che abbiamo qui dei confratelli che partiranno presto, l'8 di gennaio partiranno per il Mozambico. Il Sudan, cosa sta succedendo ancora? Dimenticato? Il Congo, cosa sta succedendo? Cioè, allora, i missionari nel Sud Sudan siano stati espulsi noi negli anni 60 perché eravamo testimoni scomodi di queste cose. Dal Burundi stessa cosa, un primo tempo in Mozambico perché siamo testimoni, quindi avere più parola per raccontare, che diventa, sapete che ormai la comunicazione e l'informazione, non devo dirlo io all'interno di una televisione, dirige il mondo, e per cui dare spazio a queste cose. Poi questo per me è un fatto molto concreto come missionari che fa anche rischiare, anche chi parla troppo dà fastidio, perché la verità è sempre così. Però allora adesso quanto può servire l'informazione anche per questo giubileo? Intanto dire cosa sta succedendo, dire cosa, andando però al di là di quelle che sono quando c'è molta gente che si sposta occorrono infrastrutture. Se c'è poi gente che ci mangia sopra le infrastrutture, può sempre capitare, però cerchiamo di salvarsi il più possibile. Però non guardiamo solo a questo aspetto, un giubileo che sta sprecando soldi, che sta facendo guadagnare qualcuno, sarà anche vero, ma di partenza però c'è una vita della Chiesa, una vita dell'umanità che questo giubileo vuole aiutare a crescere meglio. Quindi quello sguardo positivo, oltre diciamo quelle che possono essere le sbavature, chiamiamolo così, gli effetti collaterali, ecco, anche di questa iniziativa, come di ogni iniziativa umana, intendiamoci, ecco.
Poi se veramente ci fosse il riposo delle fabbriche delle armi in quest'anno giubilare, ma neanche dobbiamo fare la tregua di pace per Natale, per cui insomma, capite, una volta almeno la si faceva, no? Adesso non la si fa più, perché non serve, perché appunto quel bambino che viene forse è accolto da molta indifferenza, sì, lascia che nasca, tanto dopo passa, no? Per me questo è l'atteggiamento in questo Natale. Certo. L'abbiamo coperto anche tante altre cose, ma quello che è peggio, ecco, per cui ben venga questo giubileo che parte appunto da Natale, cioè c'è una novità che arriva con questo giubileo. E come cristiani siamo cocciuti, nessuno ci fermerà, vero? Beh, chiaramente. No. Beh, ecco, Brusegana, un'ultima cosa. Sì. Allora, parliamo di questo Natale, abbiamo parlato del giubileo che si apre la notte del 24. Ecco, torniamo come dire, a celebrare il Natale in una speranza di pace, chiaramente. L'anno scorso avevo sviluppato un po' questa frase. È il Natale, siamo noi che salviamo il Natale o è il Natale che salva noi? E c'è molto da pensare. Oggi ho recuperato un'altra affermazione. Se non ci fosse il Natale, cosa ci mancherebbe? Potrebbe vivere questa società senza il Natale? In realtà anche la festa la riduzione del Natale a festa della famiglia, festa dei regali, festa dei bambini, festa dei sentimenti, festa della pace, non è paradossalmente altro che l'onda lunga dei valori che quel Gesù ha portato. Solo che mentre l'umanità vive questa onda lunga di questi valori, noi cristiani dobbiamo non custodire, non perdere colui che ce li ha portati. Perché veramente noi, credo, per noi, nelle nostre vite, ma in sé, è la rivoluzione del mondo. Proviamo a pensare, mentre le grandi religioni buddista, eccetera, sono fusionali, cioè energia, l'uomo è un tutt'uno con il divino. Il cristianesimo afferma che la religione è relazionale, cioè che il Dio in cui crediamo ci dà la dignità di una valorizzazione del corpo, della persona, dell'identità, che non c'è nelle altre parti del mondo. Ma tutto perché? Perché il nostro Dio, si dice, si è fatto carne. Noi lo riteniamo vero, da qui nasce la dignità che poi ci impegna a fare il bene a chi è malato, a chi è solo, a chi è fregato, a chi è drogato. Cioè non è altro valore. Ma allora il cristianesimo afferma questo. Ogni creatura umana è possibile di Dio. Certo. Guarda che è una roba che rivoluziona quando noi diciamo che vadano dietro le spalle, che capita questo, capita quello. Sì, ma dentro ogni persona c'è una potenzialità che il cristianesimo ha il dovere di salvaguardare. L'uomo non è solo un animale pensante, non è solo un animale pensante, non è solo un animale tecnologico, non è solo un animale economico, è Dio sulla terra. Non impedire all'uomo di essere fino in fondo se stesso. Che bello. Certo. Bene, facciamo grazie. Dire una parola anche a Montresor di augurio. Allora, continuo un attimo questo, ecco, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio, perché la divinità che è dentro l'uomo possa arrivare a completamento, alla vita piena. E per quanto riguarda il Natale, io ho visto che alcuni dittatori hanno sostituito il giorno di Natale con il loro giorno di nascita. Quindi in Congo era il giorno della nascita di Mobutu, che era il Natale. E sempre in Congo, la regione kimbanguista,
quando il giorno di nascita di Kim Bang era il 25 maggio, visto che ho vissuto un po' in Congo, era quello il Natale, quindi è soppresso il Natale del sole invitto, no? Quindi cosa vuol dire questo? Che accogliere alla nascita quello che è la tua forza, che è quello che ti sta dando vita, perché un dittatore pensa che lui che dà la vita al suo paese, è lui il padre, lui che fa tutto, no? Ecco, e vuol dire che è una festa veramente molto importante, appunto, per la storia sappiamo il sole, no? Quindi quello che vuol dire il sole per l'umanità, per la creazione, quindi Gesù che è il sole che nasce, no? Queste sono tutte terminologie religiose, per cui lì veramente c'è un nuovo inizio. Quindi il solstizio d'inverno, quindi la luce che ritorna, no? Tutti questi elementi, parlando del Natale, insomma, diventano veramente molto chiari. È chiaro quindi che è una festa che esiste anche se non ci fosse Gesù. Dopo è stato messo insieme le due cose, ecco, quindi nessuno pensa che sia nato il 25 dicembre, qualcuno pensa, siccome c'erano i pastori all'esterno, quindi che non fosse proprio così freddo, insomma, ecco, con le loro pecore all'esterno, qualcuno dice che magari è già primavera, no? Per dire, però era lì che aveva senso, perché lì nasce qualche cosa di nuovo, quindi nasce la speranza, con una nuova nascita, come ogni bambino che nasce porta una speranza nel mondo. Chiaro, non lo sappiamo, quando è nato Einstein non lo sapevamo cosa sarebbe diventato, però così pure ogni bambino che nasce non sappiamo cosa sarà per l'umanità. Questo bambino per l'umanità poi abbiamo scoperto chi era, è diventato il crocifisso, è diventato il risorto, è diventato il punto di riferimento per miliardi di persone. Oggi ancora qualcuno lo scopre per la prima volta. Ecco, quindi questo è il Natale, che è una cosa che va molto al di là delle lucine, dei regalini, dei bambini, no? Ecco, allora noi dobbiamo viverlo così. Poi c'è tutto il resto che fa da contorno, benissimo, è bello, non vogliamo criticare niente, magari sì criticare un po' di soldi troppo spesi per quelle cose lì, insomma, ecco, quei doveri sociali, dei regali, ecco, però se anche quelle sono per creare una relazione migliore, quanta gente rifà la pace in famiglia il giorno di Natale? Quante relazioni si ricompongono il giorno di Natale? Ripeto, era bello quando c'era la tregua di pace, no? Il giorno di Natale, adesso non c'è più neanche quella, no? Quindi veramente è un elemento positivo nella società, ed è per quello che a me fa un po' sorridere chi dice togliamo il presepio, non festeggiamo Natale per rispetto agli altri. Non è un rispetto degli altri, è considerarli un po' sciocchi che non riescono a capire in che cosa può credere una persona. Quindi vuol dire che abbiamo poca identità e pensiamo che ci distrugga quello che noi siamo perché entriamo in relazione con altri, quindi il dialogo con gli altri, soprattutto il dialogo interreligioso, no? Cioè sono i primi musulmani a volere che noi celebriamo bene il nostro Natale, perché siamo, come a noi non disturba che si sia celebrato il Ramadan, non disturba che sia celebrato il Kippur, non disturba che ci sia un pellegrinaggio alla Mecca. La signora guarita da Comboni, no? Comboni è andata a fare il pellegrinaggio alla Mecca visto che era musulmana. Cioè sono questi elementi che, se noi abbiamo una consistenza, non ci disturbano, non ci mettiamo neanche a litigare. Ecco, Natale e Giubileo quindi veramente quest'anno diventano una forza unica, una sorgente unica di speranza. Quindi continuiamo ad essere pellegrini nella speranza. Certo. E questo è l'augurio di Natale. Certo. Certo. Grazie a Monsignor Giovanni Brosegana per essere stato con noi, grazie a Gaetano Montresor, grazie per la vostra presenza, per il vostro aiuto e insomma, quanto ci avete raccontato. Prima di salutarci brevemente ricordiamo i nostri prigionieri di coscienza, e forse ecco, sarebbe questo un regalo natalizio che potrebbe esserci, quindi che venga concessa la libertà a chi da tanto tempo ci sta accompagnando nelle nostre trasmissioni. Iniziamo dall'iraniana Narges Mohammadi, che ricordiamo è ancora in ospedale, ma sta trascorrendo un periodo per potersi curare, e questi 21 giorni che le sono stati dati dovrà comunque scontarli alla fine, non gli vengono chiaramente abbonati. Condizioni di salute precarie anche per Ales Bialansky, lo ricordiamo, in Bielorussia, che resta in carcere, anche lui in precarie condizioni, così
come resta in carcere in Tunisia l'avvocata Sonia Damani, ricordiamo appunto condannata a 2 anni di reclusione per le critiche fatte al presidente Sayed e alla Tunisia più in generale. Non ci sono notizie per Aung San Suu Kyi, che resta comunque, che siano arresti domiciliari o arresti effettivi, nulla cambia. Resta in carcere anche Leonard Peltier, l'attivista per i diritti delle popolazioni native degli Stati Uniti, che ricordiamo non ha avuto la grazia dal presidente Joe Biden, e che invece si è preoccupato di salvaguardare la libertà e la grazia per il figlio Hunter. Ecco, questo Leonard Peltier, che ha compiuto 80 anni un paio di mesi fa, resta in carcere ed è in carcere dal 1977. Ecco, questo sarebbe un bel regalo di Natale per tutti i prigionieri, non solo per loro ma anche per tutti gli altri che vivono in condizioni di reclusione e di privazione dei diritti umani. Grazie ancora per essere stati con noi, un caloroso augurio per un sereno Natale a tutti voi che ci avete seguito fino a quest'ora. Ci vediamo venerdì prossimo alle 21. Buonanotte a tutti.